Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano. Vai con l'unboxing comendiano di tutto questo ben di Dio. Due collector, il Sensational Showdown, buste di gioco e manca ancora il gift bundle e il bundle, ma quelli arrivano a ottobre. E si gode, domani mi sposo. Anche se per lo Stato italiano sono già sposato, ma domani c'è la cerimonia, quella figa. Io direi di partire dalla cosa che sappiamo, cioè questo. Il Marvel Spider-Man Spidey Sensational Showdown, ragazzi, mamma mia come parlo bene. Cioè, il giorno prima di sposarmi cosa faccio? Spacchetto, viva il nerdismo al suo massimo, nel suo massimo. Guarda. Purtroppo sono una pippa. Vabbè, qua possiamo sistemare, non è un problema. Che brutto essere pippa, però forse in realtà questa è la parte... Oh. Io comunque tengo tutte le cose così, però questo me lo posso sistemare grazie chiaramente alla mia dolce metà che su queste cose è molto più pratica. Io sono una pippa atrocissima. Allora, un momento. Allora, che bello, cos'è sta roba? Aspetta, ma le possiamo mettere qua? Guarda che bello. Perfetto. Allora, eccoci qua abbiamo tutto. Abbiamo le carte, presumo. No, che pacchetti. Ah, non avevo capito, ma come? No, forse nei pacchetti ci sono le carte. Ok. Ragazzi, ovviamente l'obiettivo è la Soulstone. Quella di Thanos purtroppo avevamo solo due possibilità, più un'altra col gift bundle di ottobre. Non avevo capito, cioè è veramente impossibile trovarla, è difficilissimo e comprarla secondo me, ciao. Però noi ci proviamo, insomma, almeno quella normale e poi vediamo veramente quanto sarà il costo di quella. Questi sono questi, vabbè, questi non mi interessano molto, questi direi di metterli anche via. Aspettate un secondo. Eccoci qua ragazzi, eccoci qua. Allora, cominciamo. Qua ci sono anche tre bustine, non avevo capito. Potremmo mettermi le collector. Qua cosa abbiamo? Ah, qua forse abbiamo il cestino, l'illustrazione. Ah, ok, qua abbiamo le carte così. Molto bene. Perfetto. Però se ce le teniamo, ovviamente, che dopo le mettiamo, che questo è nel quaderno, quando finisco tutto devo sistemare bene l'album perché poi c'era tutta la collezione comandiana, ma questa anche quando mi compro le carte singole, perché se me ne comprerò di singole, non le troverò tutte qua. Eccole qua. Dopo queste non le tengo, però esposte così, guarda che belle, mamma mia. Tanta robina. Queste le puoi trovare, da quello che ho capito, anche nei pacchetti. Perfetto. Guarda che belle, fiori, sono stupende, stupende. Ok, adesso le mettiamo bene. Raga, eccoci qua, ho messo le carte in posizione, eccoci qua. E andiamo a spacchettare, perché... Ok. Vai, vediamo. Mary Jane, Soulstone e tante belle robine. Questo è l'obiettivo comandiano. Dai, regaliamoci il The Dream. Aspetta che qua mettiamo un po' così. Attenzione. Subito una mitica, ma Spider-Verse. Va bene. Ah, il dinosauro, il Spider-Dino foil, me lo godo. E la terra. E si comincia. Andiamo avanti. Questo si spacchetto così, ma per la schiena vado meglio. Ok. Vai andiamo. Questa è una carta diversa rispetto al pre-release. Dai che vogliamo i bomboni. Li pretendiamo i bomboni. Bravi Mary Jane. Attenzione. Ah, questa ce l'ho già in un'altra versione, mi sembra. Red is due. In un inglese perfetto, scusate. Misterio, lascio sempre voi la scelta. E niente di eccitante.
ultimo spacchettamento delle carte, diciamo delle 3 play boost del showdown là. Shock, ecco, ma anche Shock le carte le trovi solo nel collector, quelle così, non lo so, non ho ben capito. Attenzione, Flash Thompson, e questa sembra carina, vediamo. Miles Morales così bella, questa me la godo, devo vedere anche se ha un piccolo valore, ma che sboccio, finalmente una bella carta. 26 orini di carta e te li godi, te li godi, te li godi. E adesso andiamo con buste di gioco, cominciamo con queste. Intanto Mary Jane non si vede né la bianca verde e neanche la rossa, quella che peschi col bacio iconico col piedino sexy. Dai però, colpo improvviso. Spider-Man, queste ne ho tipo già 50.000. Bella questa, molto bella questa, anche così foil te la godi. E ok. Vai Fio, ho il dinosaurino che te lo godi sempre. Mettiamole già perché sennò ci metto una vita e purtroppo ho un po' di cose da fare. Allora, vai. La terra. Beh, questo tipo sulla sedia me lo godo. Volgare delinquente. Avvoltoio. Oh, zia me la godo sempre. Rhino, bruto, inarrestabile. Macchia portale vivente. Ezechiele. E una terra foil. Io perdo tanto tempo a fare questo, ma lo devo fare subito perché sennò ci metto una vita, è da panico. Visto che sono tante. Oddio, le caselle sono mescolate, perfetto. Tutto nella norma, tutto regolare, come il buon Mazzoni al Gran Premio di Spa, tutto regolare fino a questo momento. Allora, facciamo così, mettiamole qua, ecco, così sono un po' più larghe. Oh, ma MJ, dove cazzo sta MJ? Voglio MJ fumetto, cazzo. Regalatemi il The Dream. Voglio il The Dream. Vai. Giornalista del Daily. Dococ. Gangster meccanico. Aspetta, questa però non va bene qua. Scusate, per essere comodo me le metto qua. Eccoci. Buono. Vai. Family Venom. Voi vedete un secondo prima, secondo me, perché io comunque me ne metto già via. Squadra. Ancora Zia May. E quando c'è Zia May si gode. Furia. Spider-Man Orda eroico. Va bene. Paninazzo. E one cazzo. Ok. Qua le carte importanti sono dure, però intanto un Miles Morales è arrivato. Che voi sapete che io guardo più l'estetica delle carte che il costo, è chiaro che la Soulstone è forte ed è bella. Vai. 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 Qua ho fatto un piccolo errore comendiano. Vai, e la bianca qua. Bella questa, bellissima, niente più Spider-Man, così è una figata atrocissima. Bombardamento di zucche. Verde. Ok. Ma quello che vogliamo per il momento non c'è. Questa è bella, capisco perché da sti problemi.
Bella anche questa, molto bello l'arte di questa. Mi piace. Mitica, Miles Morales in versione foil però, boom boom. Niente, siamo abbonati a Miles Morales, che per carità è un personaggio che mi piace, ma... Questa è una versione sempre tranquilla, però. 6,50 € foil, sono 8 €. Ok, bene. Andiamo avanti. Anche più ne trovo, me ne devo comprarne singole, che cacchio. Ok. I duri spiezzati. Oh, eccola qua. Guarda, ecco questa. Non vale un cazzo, però. Questa. Qua ci sono due cose importanti. C'è Mary Jane Watson e il piedino sexy. Eccolo là, piedino sexy, quindi è perfetta. Molto bene, scusate ragazzi, sono i miei problemi. Bella. Io per bello intendo l'arte, perché a me, soprattutto i soggetti, interessano proprio i disegni, che sono qualcosa di sublime, secondo me, a mio gusto. Io non mi permetto di dire altro. Vai. Kraven, molto bello. Queste ne ho già 5000. La saga. E vai, insomma, niente di esaltante, a parte ovviamente il piedino sexy della Watson. Andiamo avanti. Oh, è qua. Qua ne troveremo 50.000, ma... Importante. Il piedino c'è, Ok. Adesso vogliamo la ciccia, però. Vogliamo la ciccia obesotta, Attenzione che c'è qualcosa di carino. Vai. Attenzione, bella! Bella questa! Questa è figa, cazzo! Attenzione! Due così belle cose, aspetta un attimo, che si gode! Che si gode! Queste sono fighe. Queste sono belle, quindi le puoi trovare così, però. Forse allora, vediamo un attimo. Adesso ho capito perché quelle, diciamo, la collector hanno un trattamento diverso, per quelle valgono tanto. Sono 8 € di carte tutte e due, però cosa me ne frega a me, sono perfette. Ciao, si gode. Andiamo avanti, sono contento finora, dai, l'importante è trovare belle, dopo che se ne frega dei trattamenti a me non interessa niente. Se lo trovo non vomito, però è chiaro che l'importante è trovare le carte belle a livello di arte. Allora, andiamo un po' veloci, tanto avevo capito che sono un po' meno le carte del set rispetto al solito, quindi sono sempre quelle fondamentalmente. Shock. Bella, molto bella. Anche questa molto bello il disegno. Silver Sable. Però due così, due carte fumetto, diciamo. Sono fighe. Oh, ma me ridendo, cazzo sta la... Oh, bella questa, vedo poi col bundle. Comunque mi arrivano anche tutte le terre fighe. Più ne trovo meglio è. Bel nemico dinosauro, te lo godi sempre. Capitano, te la godi sempre. Ok. Ok, buono. Il buon Kraven. Bella, questa ce l'ho già anche. Spider mobile. Lady Octopus, bella, molto figa. L'esperimento instabile. In versione foil. Manca solo la palude, cazzo.
Dai Beppe. Voliamo MJ, voliamo MJ, voliamo MJ. Fulmine di Elettro. Vai. Molto buona. Che questa bellissima, bellissima, un'arte meravigliosa. Metropolitana e Averra. Scusate. Vai. Ricorderò sempre la serata prima del matrimonio come la spacchettata di Spider-Man. Che bello, che bello. Oh, ma ragazzo MJ. Ancora sto capitano, spoccio odio. Ok, finiremo il set sicuro delle basi. Bellissima. Ce l'ho già questa, quella del pre-release. Bella comunque. Molto faiga, molto faiga. Ecco, questa è bella. Elettro e lapide, va bene. Elettro è considerata una carta fortissima anche dal punto di vista fortissima, comunque forte dal punto di vista competitivo. O quantomeno non so se nel Commander, se non mi ricordo, ragazzi. Ormai gioco pochissimo. Vogliamo MJ. Vai raga, vai che andiamo. Vai andiamo. Vai. Spider costume bella anche questa, molto bella. Arrampicata. L'uomo sabbia. Spider-Gwen foil, bella, bella, te la godi, te la godi. Te la godi a cannone. Noi però vogliamo le bombe. Quanti cazzo di... Ho fatto un po' di Spider-Man, ho fatto un po' di Spider-Man. Follo infuriato. Cioè, è che veramente la bellezza di questo set è che mi piacciono tutte, a livello estetico, cioè ti gasano tutte. C'è poco da fare. Infatti nessuna di questa carta non è nei quaderni della palta, perché sono tutte belle, appunto. Scarabeo. Spider India, bello. Molto bello. Tutte fighe. C'è il vellone vivente. Un altro Electro. Boom boom. Appunto la curiosità del valore che è comunque basso, che è una carta... Però... per trovarne due. Bella, 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 bella. Allora, vediamo un attimo. Beh, 9 euro, 18 euro due carte. E buttiamo via, io le butto via. Però DMJ, neanche l'ombra, che bello, che bello, che bello. Dai, me le compro tutte. Ho preso tutti i Mary Jane, il resto l'ho sperperato. Che cazzo. Blu. Anche perché se ne trovo più di una voglio anche esporre certe. Madame Web. Con sto Flash Thompson del cacchio. Boom. Niente. Bella foil. Dai, sono soddisfatto, ma mancano quelle che voglio come sempre. Me le piglio. Però abbiamo ancora i due collector. Ah, cazzo. Qualcosa di bello lo dobbiamo trovare. Vai. 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 Aspetta, forse ho visto qualcosa di carino. Forse. Blu.
Questa ancora in 102 copie. Vai, identità segreta. Spider-Man bella comunque. No, non ci sto niente di figo. Scarabeo. E terra, niente. Solo speranze, solo speranze, solo speranze. Questa però la mettiamo. Bella, mi piace molto, mi piace. Aiuto. A 20 minuti di video. Quello dinosauro, sempre ben gradito. Capitano, anche Gwen Stacy, un cazzo, le donne, non troviamo le donne, le cose che voglio di più, porca miseria. L'identità di sto cacchio. L'ombra del Goblin. Bella questa è figa, però. Furia di Rhino, Orino. E vai. Troviamo solo uomini, cazzo. Dai fiori, dai fiori. Adesso vogliamo le fanciulle, però. Questo è proprio un mazzo bastoni. Cioè, diciamo bundle bastoni, cazzo. Va bene. Lapide. Cravenfoil te lo godi. E niente. Non riusciamo a sfondare qui. Dove sono le donne? Non è possibile. Ho visto un sacco di spacchettamenti di gente che ha trovato il primo colpo la versione fumetto e la versione normale. Io non trovo né una né st'altra. Un altro, per carità, bella, ma siamo già alla terza di questa, se ne vogliamo altro. Boom! Bellissimo il disegno, folla incoraggiante. Bella anche foil così, me la stragò finalmente la palude. E chiudiamo le terre, ma tanto poi vabbè sappiamo che con il bundle, il gift bundle di ottobre, sempre spacchettamento selvaggio. E là c'è l'ultima collector, perché di più no ragazzi, perché sono introvabili ormai, ma veramente costi esorbitanti, cioè non possiamo. Allora, qua mi arrivano anche messaggi d'amore. Mentre mi ho capito che di donne nemmeno l'ombra. Perché mi devo sposare, quindi solo la mia dolce metà e basta, è giusto, è giusto. Beh, la Norman Osborn, questa è figa, questa te la godi. Artefatto. Terra, bella, bella. Ma sto trovando bellissime carte, ma nulla da dire. Eccola qua, molto bella. E poi facciamo vedere ora. E sta cartina comunque 13 euro, Ma non mi interessa, io voglio le carte da 0 a 1 centesimo, ma quelle che mi piacciono. Ma perché? Perché ce l'hai con me? Perché? Vai. Sono fare un po' così perché dopo devo bloccare il video, se no mi viene troppo lungo. Dai. Meglio dei costumi. Chagall. Oh, me ne sono le foglie, te la godi. E basta. Vai. Perché magari così porta più fortuna, speriamo. Dai, cazzo, niente. Nulla fa. Genitori comprensivi, mi fanno piacere. Craven, bella. Attenzione, sì,
foilan, che godo, non è la versione fumetto che c'è, però dai, che almeno una è arrivata. Godo. Dai, anche la versione fumetto di questa che mi piace tanto. Vedi che porta più fortuna così. Qua troviamo le bombe. Sì, comunque da solo sto è impossibile. Attenzione però, c'è un fumetto. E ancora aspetto incredibile, lo stesso, cioè un po' di varietà, però che cazzo. Le robe migliori trovate così comunque. È pazzesco. Dai. Bella. Da fare la morte di Gwen Stacy e la fame di Venom e basta. Vai raga. Andiamo un po' veloci. Bella, dai, bella. Quartiere amichevole, molto bella questa. Boom, anti-Venom. Buono. Folla infuriata e ciao. 15 euro di carta comunque. Incredibile. Vai. Vai. Ancora non ci credo. Cioè 30 euro così praticamente. Non ho parole, però bene, sono strasoddisfatto. Vai ragazzi. Ormai piedino sexy trovato in 1000 versioni, 1000 modi. Bella, foil così e basta. Vai. Tensione importante. Mancano poche ormai palazzo. Attenzione! Bellissima, madonna, ma ci sono anche così. Godo. Spider-Punk, bellissima anche questa. Non me l'aspettavo. Grande Fury. Dai, ne mancano 3. Beh, per esempio non vale niente quella carta là, ma è troppo figa esteticamente, quindi questo vale per tutto. Comunque MJ è veramente poche, che spoggio. Pazzesco, ritrovo degli eroi. Mamma mia, che sfiga, oh. Vai Fury. L'MJ bianca, nulla. Attenzione, c'è una carta forse bella. Beh, non male. Ok. Un'altra MJ così. Volevo quella bianca e basta, ma va bene. Aliante, bella. Buono, dai. Non male. Vai, Spider-Gwen. Vediamo se riusciamo. Attenzione. Spider-Man, simbiosi. Bella, mi piace. E ok. Ultimo pacchetto delle buste di gioco. E la prendiamo con le 2 collector. Vai. Dai. Molto bella però, bellissima anche questa. E questa foil, ci sta. Buono. Chiudiamo in maniera discreta. Tanta bella robina è arrivata. Spider-Man India, resta che mi fa massa. Mi fa troppo ridere. Ok. Buono. Per Tazzoro. Questa, vediamo sta mitica. Comunque MJ White, no, niente. Purtroppo. Ed è una carta insomma non vale un cacchio, però difficile. Vediamo questa cosa, sono curioso. Vediamo. Ammirate. Sono del tablet.
No, facciamo così, così non la trovo perché è stronzo. Black. Ah, ok, semplicemente 2,50 €. Va bene. Fiori adesso tutte le speranze. Qua possiamo trovare veramente di tutto e di più. Aspetta un attimo, scusate, che ho paura di far casino. Ok, raga, con calma. Spider-Bot. Speriamo in un po' di culo. Attenzione. Ok, non così me le spoilerò però, porca miseria. Aspetta. Vai. Vai. Niente di eccitante. Bella però, molto bella. Attenzione. Niente di superbo. Questa è bellissima però, Ponder così è strepitosa. Agent Venom, no, e qui no, questa è la cosa, scusate, io con queste sono proprio una vippa atrocissima. Raga, ultima, dai, il regalino del matrimonio. Signor Thanos. Aiuto. Vediamo se riusciamo a portare a casa un bestione. Una. Due. Sono comunque abbastanza soddisfatto. Però chiaramente conta tanto anche quest'ultimo pacchetto. Niente di eccitante. Ok. Va bene. La montagnetta. Anche questa niente di mostruoso. Attenzione. Beh. Almeno vuole sono carte che valgono perché non guardate i prezzi di tutte, però a me questa non piace. Ok. Carina. Molto bella a livello di grafica. Dopo guardiamo il prezzo per così. Beh, The Death of Gwen Stacy così è bellissima. Ma questa cosa è particolare? No, non mi pare, però bella Folk. Questa è bellissima. E questa è Gwen Stacy. Ah, col coso anche però, col logo. Raga, che dire? Purtroppo non c'è la stoma, quella so che me la compro io e vaffanculo. Almeno quella base, diciamo, quella con l'arte normale. Speravo in quelle, anche in Wedding Ring, quella con MJ, ma quella non costa tanto, quindi quella possiamo comprarla. Però è chiaro che aspetto di capire alla fine quando torno anche dalle vacanze e tutto, col gift bundle e il bundle, magari anche là posso beccare qualcosa. Là poi c'è l'ultima collector e vediamo, insomma. Sono curioso di vedere però queste due carte qua, per curiosità. Eccola qua. Vediamo in diretta, in esclusiva. Vediamo. 2 € questa, e vediamo, questa è comunque iconica, è anche bella. Ah, niente, 1,85 €. Niente, non è andata benissimo a livello di prezzo, però a livello estetico sono contento. Dai, alla fine, ripeto, lo so che dopo chiaramente le carte più belle, quelle che voglio, me le devo pigliare, però l'ebbrezza dello spacchettamento, che se non va in maniera incredibile, è sempre meraviglioso. Raga, sotto il comandone veneziano. Ciao!